Oggi vi voglio presentare un generatore di corrente particolare, un sistema che ha integrato l'ATS, vuol dire Automatic Start, significa che in caso di bisogno automaticamente, da solo, in autonomia, provvede all'accensione per alimentare la rete elettrica di una casa o di un ambiente dove viene richiesta una potenza massima di 6 kW, perché questo produce 6 kW e mezzo in spunto, ma dopo, diciamo normalmente, fino a 6 kW. Ha la corrente in AVR, quindi è corrente buona, vuol dire che posso far andare tutto quello che è in un ambiente diciamo domestico, che ha le schede elettroniche o anche in uffici. È prodotto da un gruppo che è il terzo a livello mondiale per produzione di pompe, generatori e prodotti affini. È una macchina provvista anche di ruote, quindi lo posso spostare comodamente. Ha un'autonomia con 28 litri di serbatoio di 10 ore e mezza. È diciamo provvisto di un motore a benzina, e il consiglio che io vi do: mettete sempre dentro i generatori che vengono usati saltuariamente benzina alchilata. È una benzina che rimane stabile per tantissimi anni, quindi nel momento in cui c'è bisogno la macchina va in funzione. È provvista di una batteria. La macchina in autonomia non si accende da sola se non ce n'è bisogno, quindi bisogna stare anche attenti a mantenere la batteria, diciamo, carica, perché nel momento in cui c'è bisogno deve avere un'alimentazione per essere accesa. È una macchina di dimensioni abbastanza ridotte, la posso mettere in un ambiente, in un sottoscala, in un ambiente dove attraverso il collegamento al mio contatore, in maniera autonoma, la macchina provvederà all'avviamento. Il sistema ATS è questo, integrato. Non faccio altro che lasciare la macchina in questo stato. La macchina sentirà se c'è la corrente o meno, e se lo metto adesso in funzione ATS, e se questo generatore sente che non c'è corrente, questo generatore comunque lo posso mettere in moto attraverso un avviamento elettrico, oppure, provvisto un motore molto potente da 13 cavalli, lo posso mettere in moto anche attraverso una messa in moto manuale. Quindi sostanzialmente, se volete un prodotto che vi possa dare una mano nei momenti di difficoltà, che non costi molto e che sia costruito molto bene da dei costruttori, non da degli assemblatori, prendete questo KB 7000E. Ciao a tutti e buona elettricità.